Bella raga, ciao a tutti dal Cubettone Veneziano, siamo in campionato Palermo-Verona e ho cambiato 10 undicesimi purtroppo, solo Kane è rimasto in campo, ma la squadra è veramente distrutta. Cioè, poi abbiamo un'Europa League dopo la beffa dell'1-1 abbastanza scandaloso, dobbiamo assolutamente vincere, vorrei andare agli ottavi. Kane, l'uragano, per Francuzzo. Belotti. Belotti! Bravissimo Belotti, Belotti, Belotti entra in area, Belotti! Palo schifoso! Mamma mia che palo del Belo, non ci credo. Palo sceno del Belotti, non ci credo. E adesso prendo anche il gol, non ci voglio credere. Meno male, ma meno... No, sbaglio. Che palo di Belotti. Ma come si fa a prendere un palo così? Un tiro perfetto. Palo scandalosamente scandaloso. Mi sarà durissima vincere questa, anche se siamo in casa. Attenzione a Greco. Gol del Verona incredibile. Gol del porco. Incredibile Verona. 1-0. Al primo tiro. Al primo fottutissimo tiro. D'altronde l'Europa arrivare fin qua. Non rompere i maroni. Attenzione, mamma mia. Rischio incalcolable. Sala. Gol. 2-0 del Verona, incredibile. Senza la difesa titolare, ragazzi. Questa è la situazione. Cioè, questo ti fa capire come... perché... Bravissimi, dai che possiamo ancora rimontare. Dai che possiamo ancora rimontare, vai Belotti. Belotti, Belotti! 2-1, siamo ancora vivi. Siamo ancora vivi. Siamo ancora vivi. Adesso facciamo una remontata. Offensivi. Belotti, Belotti vede Kane. Per poco, ma Belotti la riprende. Belotti la riprende. Proviamoci, almeno il pareggio sarebbe importante fare un punto. Il Dapre. Bravissimo. Dai Kane. Kane bellissimo per Belotti. Belotti, Belotti. Non ci credo. Non ci voglio credere, mi sono svegliato negli ultimi 10 minuti. Non ho parole, Beppe, non ho parole. Kane. Vasquez. Vasquez, troppo lunga per il Belo. Ci siamo svegliati alla fine, pazzesco. Il Verona comunque è distrutto e si vede. Più di noi. Ma non è bastato. Attenzione, no, la nostra forse aveva l'ultima occasione. The final azione, nel tipico inglese. Non era male, ma purtroppo c'è il Verona a prenderla. E finiscono qua i sogni di una possibile remontata. Ci prova, è ancora lunga. Non potevo fare altrimenti, ragazzi, se no mi fischiava alla fine. Finisce qua, ragazzi, 2-1 per il Verona. Inghilterra. Occasione della vita, dopo la sconfitta col Verona a Sunderland, allo Stadium of Light, dobbiamo assolutamente vincere. Vai Fioi, la squadra titolarissima e andiamo. Un solo obiettivo, gli ottavi di finale, serve un risultato no prestigioso, di più. Con lo 0-0 passano loro, con il 100-100 passiamo noi, quindi l'obiettivo. No, qua rischiamo. No, che errorissimo, che errorissimo. Grazie Rulli. Mamma cosa ha fatto Rulli. Mamma cosa ha fatto Paolo Rulli. Grazie Paolo. Siamo tutti un po' Paolo. Mamma mia cosa ha fatto Rulli. Occhio. No, stiamo soffrendo adesso. Adesso siamo in sofferenza. Bravissimo, dai Cataldone. E Cataldone si distende. No, cumulativo. Bravissimo, bravissimo, dai Timo la dà Kane. Kane la stoppa benissimo.
Werner Kane, 1-0 Palermo, gol pesantissimo. Grandissimo Werner, che assist, mamma che giocatore. Abbiamo fatto il colpaccio, ragazzi. Grandissimo però, veramente. Togliere la mela è stato un colpo comunque positivo, quando gioca il trio così. Attenzione, attenzione. Lungo per Dybala, ma prima sia un po' troppo lungo. Ma Dybala, la prende il Dybala! Poi il Dybala 2-0. Cosa ha fatto Dybala? Cosa ha fatto Dybala? Ora ce ne devono segnare 3, fioi. Bella sta canzone, veramente. Speriamo di no in realtà, perché è una canzone un po' curiosa. Attenzione Kane, 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 vede Timo! Come si è inserito il Timo? Come si è inserito? 3-0. Si chiude qua. Una partita magistrale. Non si può definire una partita così. Non si può proprio definire. Una partita che fa bene al gioco del calcio per il Palermo. Un 3-0 devastante in Inghilterra dopo l'1-1 di Palermo. Signori, un Palermo devastante. Dai, corri Forest. E che finisce qua. Beh, un bel 3-0 rotondo, voglio. E finisce qua, signori. Si va agli ottavi. Si va agli ottavi, Beppe. Risultato storico per il Palermo Calcio. Vai, raga. Veramente, dopo la stravittoria in Europa League, dobbiamo riconfermarci in campionato dopo che abbiamo fatto pochi punti nelle ultime 5 partite. 4 punti in 5 partite non è certo un bottino da squadra che vuole andare in Champions. Forse un po' distratto dall'Europa, anzi sicuramente. Nella prossima in Coppa Italia siamo in 3 fronti, cazzo. Cioè siamo... E la squadra, diciamo che non è lunghissima da 3 fronti, perché le riserve abbiamo visto che sono pip. Però ormai il nucleo, fioi. Questo progetto Palermo sta andando veramente alla grande, eh? Non lo sarei mai aspettato, onestamente, soprattutto dopo l'inizio. Che nel girone d'andata dell'anno scorso galleggiava dalla 14ª alla 12ª posizione. No, no, non l'ho neanche toccato, nel senso il joystick, ho sbagliato tutto. Appena entrato subito rosso per Rugani. Mi è proprio scivolato il piede. Attenzione, Siligardi, gol. Gol del Livorno. Sto buttando via una qualificazione in Champions per le espulsioni, e questa è proprio dell'incredibile, ero fuori palla completamente. Per sbaglio schiaccio il pulsante della scivolata e va in rosso. Adesso è dura, eh. Ho 10 minuti per cercare di segnare almeno un gol. Dai la mela, dai la mela. Attenzione, Eric. Sbaglia il Palermo. Recupera Eric. Eric per Timo. Fallo, e che cazzo però. Ho un'occasione, sfruttiamola. Selezione tiratore. Facciamo tirare la mela. Proviamo un tiro impossibile. No, una bella merda. La mela. La mela. La mela di cuore. Calcio d'angolo, in the box. Dai Fuchs, mettila bene, dai Fuchs. Di testa Timo, di testa qualcuno. Ma no. Finisce qua. Altra sconfitta, ennesima di questo girone di ritorno. Glick. Timo.
Dai, l'ultimo respiro. Niente da fare. Niente da fare. Finisce qua. Vediamo la classifica. Sprofondati al sesto posto, a meno 2 dalla zona Champions. Mamma, che disastro. Raga, un saluto dal commentone veneziano. Ciao!